della Regione Veneto. E oggi abbiamo intanto buon anno, perché mi sa che forse è il primo appuntamento del nuovo anno della rete di comunicatori. Siamo a febbraio, ma ci teniamo lo stesso a augurarvi un buon anno, che sia un grande anno un po' per tutti. Oggi è una giornata un po' particolare perché abbiamo il piacere di avere con noi Luca Barbieri, giornalista, comunicatore, professore, quindi ha tanti titoli, poi lui ci racconterà meglio quale di questi preferisce o come gestisce tutto questo assieme, che ci viene a presentare in anteprima questo ultimo suo libro che ha fatto, Comunicare innovazione impresa, le regole del gioco per far parlare di sé. Il titolo è un po' orientato al mondo delle imprese, ma in realtà le regole del gioco valgono sia per i contesti organizzativi e privati, ovviamente, sia anche per contesti organizzativi pubblici di cui noi ci occupiamo. Quindi abbiamo voluto subito cogliere l'occasione e ci fa veramente molto piacere avere ottenuto la disponibilità di Luca. Quindi buongiorno Luca. Ciao Luca, buongiorno e grazie mille dell'invito, che è la prima presentazione di questo libro e quindi sono Il un po' merito emozionato e molto non è onorato. mio, ma della dottoressa Zambonin, che ci ha tenuto tanto, e quindi buongiorno anche Ilenia. Ciao, buongiorno. Ciao Buongiorno, Ilenia, buongiorno. quindi i meriti si riprende lei e casomai i problemi sono sempre io, no, a parte le battute, no, veramente è stato, abbiamo visto che l'avevi lanciato sui social e subito abbiamo provato ad accaparrarti, quindi ci fa molto piacere quindi che siamo la prima presentazione ufficiale. Io prima di magari lasciare la parola a Ilenia che ci racconta un po' anche lo stato di avanzamento della rete di comunicatori e le ultime attività fatte, mi preme darvi un paio di comunicazioni di servizio su quello che stiamo portando avanti come agenda digitale. Il primo riguarda la chiusura del fondo innovazione. L'anno scorso, ricordate meglio, l'anno scorso abbiamo recuperato questo finanziamento di 3,5 milioni di euro, non tantissimi soldi, però non proprio neanche poco, a adeguarsi a pago a recuperare e a chiudere l'attività di redditazione dell'attività a circa 525 comuni dell'evento, quindi siamo particolarmente Non di so se voi questo sentite bene, però risultato. forse Vedo nella chat. Pronto? Luca non ti sentiamo. Sono un po' di problemi. Non mi sentite? No. È bloccato, frizzato. Frizzato. Eccolo, Sentite? Ci adesso. sei? Però devi Fantastico. ripetere dall'inizio. Non devo ripetere dall'inizio o devo ripetere dall'inizio? Devi. No, allora, scusate, perdonatemi, ma la comunicazione, non so cosa sia successo al wifi. Brevissimamente, vi volevo raccontare allora, la chiusura del fondo innovazione, questo finanziamento del Ministero per adeguare i sistemi delle amministrazioni comunali a Pago PA, a SPID, alla PIO. Abbiamo coinvolto, siamo riusciti a far chiudere l'attività a 525 comuni su 561 comuni del Veneto, grazie al supporto di ANCI e poi del coinvolgimento di tutti gli operatori anche privati che hanno aiutato i comuni. Quindi siamo molto contenti perché siamo la prima regione d'Italia come percentuale di raggiungimento, quindi è stato un ottimo risultato su questo fronte. Un secondo tema, un secondo aggiornamento importante che vi do, e ci eravamo lasciati verso fine novembre con l'ultimo appuntamento che abbiamo fatto dei 9 per la definizione, la redazione della nuova agenda digitale del Veneto. È un percorso che ormai abbiamo concluso e proprio in questa settimana la nuova agenda digitale verrà portata in giunta, approvata e poi inizieremo. Grazie Maria Rosa che dice che adesso si sente bene, grazie della precisazione, e poi cominceremo quindi anche a presentarla. È stato uno sforzo collegiale, collettivo, perché 9 incontri fatti presso i nostri 9 Innovation Lab del territorio in cui ci siamo occupati di cultura, trasporti, mobilità, formazione, lavoro, economia, turismo, agricoltura, un po' di tutti gli ambiti in cui si occupa sanità e sociale la regione. Abbiamo coinvolto circa 800 persone, più di 30 gruppi di lavoro con 30 esperti, veramente è stato
un'opera corale, poi abbiamo usato un po' la pausa natalizia, un po' il mese di gennaio per finalizzare il documento, e quindi finalmente adesso abbiamo anche questo nuovo documento strategico che ci accompagnerà fino al 2025. Due elementi chiave di questo documento strategico, non tanto nelle azioni che poi meritano di essere lette ovviamente, ma una è: questo è uno strumento che mette assieme un po' l'idea di usare il digitale molto rivolto come strumento, ancora di più di quello che un po' si veniva in passato, e con l'idea di finalizzarlo per creare un Veneto più sostenibile e più attraente. Sono le due parole chiave di questa nuova programmazione strategica che abbiamo sul digitale. La sostenibilità ovviamente non è una solo sostenibilità ambientale, ma è anche una sostenibilità del lavoro, sociale e quant'altro. E l'attrattività ovviamente non è solo un tema di rendere il nostro territorio attrattivo per le imprese, ma è un'attrattività a 365 gradi, attrattivo per i giovani, per chi ci viene in vacanza, per chi ci viene a vivere e quant'altro. E il digitale può essere un fil rouge, anzi è uno dei fil rouge, è una delle nuove leve su cui investire per rendere veramente il nostro territorio più digitale, più sostenibile e più attrattivo. Secondo elemento fondamentale della nuova agenda digitale è un po' quest'idea di riuscire a contemplare la necessità presenti e attuali con il futuro. In effetti il mix di azioni che sono state in qualche modo, che vengono delineate dentro la nuova agenda digitale, sono in parte anche la disseminazione di buone esperienze che esistono, in modo tale da farle diventare azioni di sistema, perché ovviamente ci sono ancora ambiti in cui si deve lavorare sulla quotidianità, ma si pensa anche al futuro con nuove infrastrutture tipo la rete quantistica della cybersicurezza, piuttosto che a nuove infrastrutture che riguardano il supercalcolo quantistico presso il mondo universitario, piuttosto che la space economy. Ecco, avere questo approccio che noi abbiamo chiamato duale, pensare all'innovazione digitale del quotidiano, ma nel contempo guardare nel medio e lungo termine a questi profondi cambiamenti che le tecnologie porteranno, è un po' un altro fil rouge in questo nuovo documento strategico. Appena pronto, appena formalizzato, ovviamente sarà nostra cura condividerlo con voi e ragionare assieme con voi, perché poi uno dei temi fondamentali rimane sempre che quello che tutte queste iniziative e progettualità che stiamo portando avanti hanno poi bisogno di essere raccontate, disseminate e, come dice correttamente nel titolo Luca Barbieri, comunicate, perché anche l'innovazione ha bisogno di comunicazione, o forse più anche di altro. Quindi questo è un po' lo scenario. Lascerei un po' adesso una breve contestualizzazione anche Ilenia, che ci racconta invece dal punto di vista delle attività comunicative che cosa abbiamo fatto sia nell'ambito della rete sia nell'ambito dell'agenda digitale negli ultimi 2 mesi. Sì, proprio operativamente parlando, come diceva Luca, dobbiamo anche comunicare questi servizi e se vi ricordate con la rete avevamo studiato il layout grafico, quei due signori dei pagamenti digitali. Abbiamo iniziato con la campagna social, quella classica e sponsorizzata, quindi su Facebook. Abbiamo fatto un advertising e poi abbiamo invitato, che tanti comuni l'hanno fatto, hanno messo questa locandina per appunto far capire il messaggio ai cittadini che pagare digitalmente era molto facile e veloce. L'abbiamo invitati a mettere sui siti istituzionali. Dopodiché l'ultimo mese, gli ultimi 2 mesi dello scorso anno ci ha visti impegnati su una campagna, continuare questa campagna social, ma andare più sulla parte video. Quindi abbiamo creato dei video che adesso magari vi faccio anche vedere, sono dei video molto brevi e sono delle clip dei servizi della PIO, pagamento mensa, il bollo auto e uno riassuntivo. Poi ne dovremo fare altre 2 che ovviamente saranno a disposizione, poi inviteremo i comuni sempre a inserirli all'interno del proprio sito piuttosto che una promozione canali social. Nel frattempo ve ne faccio vedere una. E vi dico che abbiamo scelto ovviamente la modalità di video perché, ecco qui, perché chiaramente i video sono molto più efficaci di una lettura di un testo, sono più veloci, il messaggio arriva subito, diretto e il cervello chiaramente è più predisposto a immagazzinare le informazioni. Vi faccio vedere questa che abbiamo fatto, ad esempio del bollo auto. Ecco qui,
questo qua era il pagamento del bollo auto. Come avete visto abbiamo ripreso sempre il copy, lo slogan, che è sempre che è veloce, facile e ovunque tu sia, quindi il pagamento digitale. Nel frattempo, Luca, non abbiamo detto che abbiamo fatto anche una convenzione con l'Università di Padova e con gli studenti di Scienze della Comunicazione, dove abbiamo appunto raccontato i nostri progetti. I ragazzi, che erano circa 150 studenti, hanno fatto anche proprio degli incontri con dei comuni e hanno realizzato delle videoclip anche loro. Siamo sempre andata sulla parte video marketing. Abbiamo fatto una premiazione il 26 gennaio, abbiamo premiato 5 categorie di video. Vi faccio vedere quello che ha vinto come primo premio, che è il premio per il miglior video, che chiaramente anche questo noi ci piacerebbe metterlo a disposizione di tutti quanti i comuni, e in modo poi da personalizzarlo magari e da farlo circolare. Ve lo faccio vedere. Il comune di Casteld'Azzano ha scelto MyPay. Percorri anche tu la strada più breve. Allora, la butto la pasta? Ecco, questo era il video che ha vinto come... Scusate, fermo. Eccoci qua. Ho fermato il video, se no ripartiva. E questo appunto, volevamo fare questa collaborazione anche un pochino per prendere un target diverso, no? Siamo partiti con le locandine originali, layout dei due signori, e poi siamo andati sempre su fasce più giovani per prendere un target appunto più ampio, e anche un po' di freschezza di come una pubblica amministrazione dovrebbe comunicare al cittadino. Chiaramente questo fa parte anche, dicevamo ieri con Luca De Pietro, di un kit che vorremmo creare proprio per tutte quante le pubbliche amministrazioni, che magari noi adesso abbiamo fatto e lo mettiamo a disposizione anche di tutti quanti. Direi, sì, permetto di aggiungere che anche questa esperienza è stata un'esperienza molto interessante, perché come potete immaginare lavorare con i giovani è sempre stimolante. Luca poi magari ce lo conferma, visto che fra l'altro insegna anche lui in quel stesso corso di laurea, e ci hanno dato i video veramente che hanno fatto questi ragazzi. Questo era quello che abbiamo premiato in una commissione tecnica, diciamo, come migliore, ma ce ne sono veramente tantissimi, molto carini. L'idea nostra è di usarli ovviamente sui canali social, ma soprattutto è un patrimonio che mettiamo a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni che, se vogliono in qualche modo costruirci attorno il proprio piano di comunicazione o usarlo nell'ambito del proprio piano di comunicazione, ovviamente è un'opportunità. Quindi nei prossimi giorni vi invieremo delle comunicazioni per capire un po' meglio come usare questi strumenti, e non dimentichiamoci che certo possiamo ogni tanto veramente pensare di stimolare anche la creatività altrui con questi modelli di, chiamiamo così, di open innovation, di coinvolgimento anche di target. Magari è stato più difficile forse spiegare ai ragazzi, non sapevano che cos'erano i pagamenti della PA, ma dopo, quando l'hanno capito, sono entrati subito nello spirito giusto anche per raccontarlo. E diciamo il trade-off giovane che corre presso l'ufficio per pagare, e la nonna che tranquillamente si beve il caffè e paga dal proprio PC, è stato sicuramente uno degli aspetti più creativi, che ci hanno sicuramente in qualche modo incuriosito e abbiamo in qualche modo premiato. Quindi ecco, queste sono alcune iniziative. Continueremo ovviamente nei prossimi mesi a costruire e ad alimentare ulteriori strumenti da mettere a disposizione, ma oggi parliamo del libro, quindi lascerei la parola a Luca Barbieri, che so che ha anche una presentazione nel guidarci in questa interazione. Allora,
vabbè, Luca, hai circa 20 minuti così per fare un po' il punto e poi magari lasciamo un po' la parola anche ai nostri colleghi del territorio. Assolutamente, grazie mille Luca, grazie mille Ilenia, complimenti per questa iniziativa diciamo, sviluppata in collaborazione con il corso di laurea in comunicazione dell'Università di Padova, perché l'ho seguita ovviamente sui social, grazie alla bella iniziativa insomma, promossa con Marco Bettiol. Come dicevi, anch'io insegno in quel corso di laurea, insegno linguaggio giornalistico, che è un corso insomma, che ovviamente serve a introdurre al giornalismo, e anzi rilancio la palla a voi, forse è il caso di studiare qualcosa insieme anche su questo versante, perché gli studenti in effetti sono molto ricettivi e hanno molto bisogno di mettere le mani in pasta. Questa è una cosa che sicuramente fa la differenza per loro e secondo me fa la differenza anche per la pubblica amministrazione, per cui siete veramente un bel esempio di quello che si può fare. Tra l'altro quello che dicevi su quel video del ragazzo, diciamo, poco digitale, la nonnina invece molto più digitale, rispecchia uno dei concetti chiave che poi andiamo a vedere insieme, che è appunto la notiziabilità, perché ovviamente è un video che in qualche modo smentisce un luogo comune, no? Quindi il giovane iperdigitale e invece la signora anziana che si pensa invece più analogica, invece questo ribalta un luogo comune, quindi suscita subito, come avete visto, l'attenzione del pubblico. E quindi quello che ho provato a fare con questo libro è provare a spiegare a imprenditori, persone che lavorano in organizzazioni varie, per cui anche pubblica amministrazione, come funziona l'attenzione del pubblico e come funziona l'attenzione dei media, proprio per provare a capire quali sono le leve che possiamo sfruttare per far parlare di noi stessi. Tutto questo perché io ho un'esperienza che negli ultimi anni è nata dal mondo dell'informazione, dal giornale, ho lavorato al Corriere per 13 anni, poi facendo nascere Corriere Innovazione, e che poi mi ha portato a uscire dal giornale, a avviare una piccola attività imprenditoriale dove faccio consulenza di comunicazione, quindi adesso incominciamo un attimo a mettere le mani in pasta su questo binomio comunicazione e informazione. E poi ho anche in più la docenza appunto all'Università di Padova, il che mi ha, diciamo, portato in questo grande frullatore a voler provare a mettere nero su bianco un po' le regole che poi in qualche modo determinano come funziona l'attenzione del pubblico e l'attenzione dei media. Allora provo a condividere un attimo questa piccola presentazione che ho fatto. Ovviamente potete fermarmi in qualsiasi momento, alzare la mano e volentieri se c'è qualcosa di non chiaro ci sono anche Luca e anche Ilenia, se vedete insomma che vado oltre sono qui a disposizione. Comincio proprio con questo trinomio, no? Che è un po' dal titolo del libro, ma che è un po' il riassunto anche di quello che sto facendo in questi anni. Comunicare l'innovazione e l'impresa, che è anche un gioco di parole. Infatti per me comunicare innovazione è un'impresa, cioè un qualcosa di difficile, qualcosa di complesso, e soprattutto in una società che ancora non riconosce a fondo il potere innovativo dell'imprenditoria. Ma vuol dire anche che se ci mettiamo a comunicare l'innovazione all'interno delle nostre organizzazioni, in qualche modo la valorizziamo. È anche un tema organizzativo all'interno delle aziende, della pubblica amministrazione, darsi come priorità quello di comunicare, mettere in rilievo tutto ciò che è innovativo. E soprattutto questa è una leva per attirare l'attenzione. E quindi partiamo proprio da questa binomio che secondo me è importante, giusto per incominciare a chiarire, a fare un po' di pulizia, perché quando mi relaziono con organizzazioni, soprattutto con le imprese, vedo che c'è molta confusione su questa cosa qui, si confondono un po' i campi. Ovviamente questa è una distinzione idealtipica e poi le cose sono più complesse, ma insomma ci vuole molto anche per spiegarlo. Però da una parte c'è la comunicazione, che è un'attività di persuasione, cioè io voglio convincere qualcuno che quello che gli sto comunicando è importante. Dall'altra parte c'è l'attività di informazione, mettiamo i media, mettiamo i giornali fatti bene, i giornali fatti seriamente, che è un'attività principalmente di conoscenza, che ti fanno leggere quello che tu dovresti sapere per essere un cittadino informato, per prendere le tue decisioni in modo corretto. Corrette. L'obiettivo di questo libro e di questa breve presentazione è quello di darvi alcune indicazioni su come si possono sfruttare i meccanismi dell'informazione per allargare l'audience della nostra comunicazione, soprattutto nel vostro caso che siete
in gran parte comunicatori pubblici al servizio del cittadino. Questo è molto importante perché ovviamente c'è un'attività paid, dovete in qualche modo spendere dei soldi per produrre un video, farlo circolare, lo stesso con dei manifesti, ma in qualche modo quell'attività lì, se progettata in un certo modo, ha anche una sua viralità quasi autonoma, intanto perché sfrutta l'interesse delle persone e poi perché può far notizia, e questa è una cosa molto importante. Allora, per incominciare a parlarne, vi faccio vedere un video che alcuni di voi hanno visto e che ha fatto molta notizia. È un'attività di comunicazione, non metto l'audio che così non disturba, ma c'è una, diciamo, una musichetta un po' anni 80 dei primi tempi dell'epoca digitale. Questo è un QR code che è stato proiettato da Coinbase, che è una piattaforma di acquisto di criptovalute, durante la finale del Super Bowl giusto una settimana fa. Praticamente, voi lo sapete, il QR code è qualcosa che esiste da tantissimo, perché è nato nel 1994, però prima della pandemia se lo filavano in pochi fondamentalmente. Adesso tutti col Green Pass sappiamo come si utilizza. Coinbase ha sfruttato questa, diciamo, cosa abbastanza intuitiva per fare un commercial, quindi uno spot televisivo con 100 milioni di telespettatori nell'evento più famoso degli Stati Uniti, per sfruttare diciamo, la possibilità di convincere le persone a fare un'azione. Cioè, tutte le persone che hanno visto questo QR code, e questi numeri sono veri, cioè 60 secondi di spot, 100 milioni di spettatori, 20 milioni di persone, quindi 1 su 5, ha preso fuori il cellulare, ha inquadrato quel QR code sullo schermo e ha fatto il download della app di Coinbase. Coinbase, ovviamente, per incentivare e dare il benvenuto nel mondo della criptoeconomia a queste persone, ha regalato loro $15 in Bitcoin. Tutto ciò ha fatto cosa? Ha mandato in crash il server di Coinbase, quindi le persone non riuscivano più ad accedere, e ha ovviamente creato un grande hype social. Allora, fin qua c'è l'attività di comunicazione, però va anche detto che durante il Super Bowl ci sono stati altri spot, anche più belli, devo dire la verità. Se volete cercare poi su YouTube lo spot di FTX, è un grande inno all'innovazione, proprio una ricostruzione della storia dell'innovazione, proprio su come il fatto che l'innovazione inizialmente non sia molto accettata. Godibilissimo, è una specie di cortometraggio che meriterebbe di andare a un festival del cinema, probabilmente. Quindi da una parte abbiamo un QR code che rimbalza su uno schermo per 60 secondi, dall'altra parte un video fatto molto bene, che però ha una caratteristica diversa. Anche FTX in qualche modo regalava durante questa campagna dei Bitcoin, esattamente come Coinbase, però l'effetto è stato che della news di Coinbase, il fatto che abbia fatto questo spot e che in conseguenza di questo spot i server siano andati in crash, hanno parlato 236.000 articoli, mentre dell'altro spot, praticamente con la stessa azione, cioè ti regalo dei Bitcoin ma non c'è il QR code, è stato oggetto solo di 60.000 articoli, in gran parte che in realtà parlavano anche di Coinbase, quindi di fatto è andato un po' a traino. Quindi c'è una grandissima differenza, puntando sul fatto di riuscire a far uscire il cellulare dalle nostre tasche, inquadrare quel QR code, quindi un'azione. Quindi quella è la prima notizia. Quello spot ha prodotto un'azione. Questa azione ha prodotto una seconda notizia, che è quello di aver mandato in crash i server di un'azienda, e noi lo sappiamo perché molti utenti non sono riusciti ad accedere, ma soprattutto perché Coinbase allo stesso modo l'ha comunicato, ha detto in diretta su Twitter e poi l'ha spiegato tramite interviste che c'è stato un disguido dovuto all'alto traffico. Questa seconda notizia ci fa dire, cavolo, allora è vero, c'è stato un successo. E quindi nei giorni seguenti, diciamo, se vedete lo schema sulla destra di questa slide, ho tentato di dare una rappresentazione della visibilità di questa azione comunicativa. C'è un picco ovviamente altissimo durante la proiezione dello spot la sera del 14 febbraio. Solitamente dopo questi picchi di visibilità c'è una sorta di oblio,
ma grazie al fatto di aver comunicato la stessa Coinbase il crash dei propri server e quindi aver dato dei numeri, 20 milioni di download, i server completamente fumati, e il fatto che i server siano andati in crash ci dà in qualche modo la credibilità dei numeri che ci dà Coinbase, ha fatto in qualche modo risalire la curva dell'attenzione e prolungarla nei giorni successivi. Quindi cosa è successo? Di fatto Coinbase ha prodotto una notizia. Ha prodotto una notizia sfruttando quindi un investimento pienamente commerciale, pienamente di comunicazione, pago dello spazio per fare in modo che le persone vengano su Coinbase, 236.000, guardate un numero incredibile, di articoli online e sui giornali di tutto il mondo, gli hanno dato un'ulteriore visibilità gratuita nei giorni successivi, che in qualche modo ha aumentato ulteriormente la reputation di Coinbase e ha anche rivelato ovviamente un fenomeno sociale che è quello della crypto economy, che è uno dei grandi fenomeni che il Super Bowl di quest'anno proprio attraverso la pubblicità ha dato conto. Quindi volevo partire proprio da questo caso di comunicazione, perché è evidente come questo caso di comunicazione, ovviamente siamo a livelli altissimi, abbia prodotto anche una news globale che ha permesso praticamente in modo gratuito a Coinbase quasi di raddoppiare la visibilità ottenuta con lo spot. Quindi un investimento che ha portato tantissimo alle casse di Coinbase, proprio per la capacità di sfruttare questo rimbalzo di attenzione, che può essere, qualcuno potrebbe pensare che è frutto del caso, ma qualcuno può anche pensare che invece sia stato in qualche modo, e io penso così, frutto di un'attenta pianificazione. A cosa serve la comunicazione? Allora, facciamo finta che Coinbase non fosse famosa, ma quello era già famoso, ma di fatto quello che serve alle organizzazioni che non sono identificate e riconosciute come comunicative è proprio fare comunicazione per in qualche modo essere ammessi in questo club dell'innovazione. Io me lo raffiguro come una piramide che tiene assieme la ricerca, gli abilitatori, dove ci sta dentro anche la pubblica amministrazione, gli incubatori, tutti quelli che danno servizi, e i veri produttori di innovazione, che poi sono le PMI, le start-up, eccetera. All'esterno ci sono tutti diciamo gli aspiranti innovatori. Per entrare in questo club cosa dovete fare? Semplicemente comunicare, produrre innovazione, ma produrla non basta, dovete comunicarla, farvi accettare in questo club e all'interno attivare quel processo di technology transfer, ma che è anche open innovation nel senso nel quale ne parlava Luca. Cioè, se Agenda Digitale del Veneto, tutta l'attività della Regione del Veneto in questo senso non avesse credibilità, non riuscirebbe ad ottenere la collaborazione dell'Università di Padova, l'attenzione dei giovani e quindi la possibilità di fare quell'azione di open innovation che avete visto attraverso quei video. Tutto questo sembra un po' teorico, ma è così, cioè chiunque per essere riconosciuto come innovativo ha bisogno di comunicare la propria innovatività, e comunicandola in qualche modo stimola anche all'interno della propria organizzazione a continuare a generare. Allora, quello che vi propongo è un metodo semplice, in 4 step, per provare a generare notizie di innovazione. Ogni organizzazione, anche ogni persona, se voi tenete conto un po' dell'attività che magari molti di voi hanno sui social network, ha una serie di notizie. Cos'è una notizia? Un qualcosa di nuovo e interessante per il tuo pubblico di riferimento, di cui parlare, e che fa parlare, che fa discutere, e che tiene vivo in qualche modo il legame, genera lead, genera opportunità, genera discussione. Allora, generare notizie è un processo che è in 4 step. Il primo è individuare le notizie, la seconda, che è fondamentale, e questo ci differenzia del metodo della comunicazione, qui questo è l'intreccio tra il giornalismo e la comunicazione, la verifica, cioè raccontiamo solo ciò che è vero. La selezione, cioè dobbiamo ovviamente selezionare ciò che è importante per il nostro pubblico di riferimento e quello di cui vogliamo parlare, e solo per ultimo il racconto e la diffusione, che solitamente invece è il passaggio sul quale c'è più attenzione, ma invece nella mia ottica è solo la fine di una catena che è fatta prima di questi step molto più importanti. Allora li vediamo uno ad uno velocemente con delle indicazioni il più pratiche possibile. Allora, il primo quindi è l'individuazione della notizia.
Come capisco se la mia azione interessa al pubblico e ai media? Solitamente, lo so che non ci si crede molto, ma i media tentano almeno di ragionare come ragiona il pubblico, perché è l'ottica per vendere più copie. Poi che questo in qualche modo sia deleterio può anche essere, ma questo è. Grosso modo l'attenzione del pubblico funziona così. Qui introduco questo concetto di notiziabilità giusto per farvi capire che per me la notiziabilità è l'interesse del pubblico a prescindere da investimenti in advertising. Cosa vuol dire? È l'interesse puro. L'interesse che un giornalista, non sempre va così, ha per una notizia a prescindere dal fatto che chi la emette sia un suo grosso investitore. Ovviamente c'è tutto un capitolo da approfondire, ma ci vorrebbero ore su tutte le commistioni che ci sono tra investimenti pubblicitari e informazioni, perché insomma questa è una, diciamo, delle cose che bisogna sapere. Però facciamo finta che non ci sia questa commistione. Allora, come funziona la notiziabilità? Ci sono 10 criteri che possiamo declinare proprio ognuno sulla azione che sta creando, che ci aiutano a capire se questa cosa che noi stiamo facendo è interessante per i media. È una cosa difficilissima, cambia nel tempo, cambia nello spazio, cambia anche nella propria bolla di riferimento. Ci sono dei criteri che possono essere validi per la pubblica amministrazione o per un media che si occupa di pubblica amministrazione, meno per un pubblico che si occupa invece di economia. Però insomma la prima cosa che dovete chiedervi è: la vostra azione è nuova, è veramente nuova, sto facendo qualcosa che prima non c'era? La vicinanza, il secondo criterio, è interessante per chi? Allora, se siete un'amministrazione comunale è evidente che quello che fate, allora, se è inedito dal punto di vista mondiale può essere interessante per un pubblico molto ampio, ma anche se non è nuovissima per un pubblico mondiale, ma è una best practice che sto importando, che si sta diffondendo, è sicuramente interessante per chi è vicino materialmente alla vostra amministrazione, quindi al vostro territorio. È sempre molto importante dare un impatto, calcolare l'impatto e la dimensione, quindi dei numeri che possano far capire quanto la nostra azione amministrativa, di comunicazione impatta sulla società. La comunicabilità, quello che state facendo con la distribuzione di quei kit è importantissimo. Video, foto, infografiche. Non esiste nessuna azione di comunicazione senza apparati cross-mediali. Non esiste nessun articolo sul web che non abbia una foto, non esiste nessun articolo sul giornale che non abbia la foto. Sembra scontato, ma molto spesso non lo è. Quante volte si ricevono comunicati stampa senza foto? È impensabile, perché chiedo al giornalista di fare un'azione in più. Drammaticità, ovviamente nessuno propone a voi di in qualche modo far leva su notizie drammatiche, però anche risolvere un problema è un qualcosa che ci può aiutare. Magari appunto ne state risolvendo uno, mettendo in evidenza quel problema, che può essere anche semplicemente il dramma del ragazzo che va e perde una mattinata all'ufficio mentre poteva fare un click, è importante. Allo stesso modo la conflittualità, l'innovazione sicuramente porta una conflittualità, bisogna tenerne presente. Quando è arrivato Uber, vi ricordate le proteste dei tassisti? Il fatto del click, di fare delle azioni online, implica che qualcuno probabilmente c'erano meno persone che lavorano negli sportelli. È positivo, ma bisogna tener conto che ci saranno degli interessi che si vanno in qualche modo a colpire. Ovviamente non esiste slide senza un refuso, e quindi al punto 7 ne ho inserito uno. Conseguenze pratiche. Ovviamente facciamo vedere quali sono le conseguenze pratiche per il nostro pubblico. Farle spiegare bene, in modo semplice, cosa succede, qual è il vantaggio competitivo. Human interest è un po' difficile da spiegare, ma è l'identificazione del pubblico nei volti. Allora, se Ilenia ci racconta un'azione della Regione Veneto attraverso anche la sua scelta professionale, che è quella di una comunicatrice che ha una storia anche rivolta all'innovazione nella pubblica amministrazione, questo aiuta il giornalista perché gli dà un volto, dà la possibilità al pubblico di autoidentificarsi in chi sta portando avanti quell'azione. I volti sono importanti e utilizzare ovviamente volti giovani, volti che abbiano certe caratteristiche aiuta moltissimo. Il progresso scientifico, l'innovazione sono un driver fondamentale per l'attenzione del pubblico, quindi quando c'è dell'innovazione voi sapete che il pubblico si incuriosisce, così come quando ci sono delle scoperte scientifiche, e ovviamente anche la celeribilità. Cosa vuol dire? Decliniamolo sul nostro mondo. Se Luca Zaia è alla
ovviamente la presentazione del servizio che stiamo introducendo questo aiuta, cioè avere delle persone riconosciute, o Federica Pellegrini diventa la testimonial anche inconsapevole della nostra azione comunicativa perché sta usufruendo di quel servizio, quella cosa gli funziona ancora di più perché le persone si interessano anche a questi meccanismi. Torno un po' all'elenco, c'era l'individuazione delle notizie, la verifica, che è un po' più dovrebbe essere il mestiere dei giornalisti. Vi do solo un'indicazione, fate parlare i fatti. Se siete bravi, non potete dirvelo voi, non funzionano le medagliette che uno si appunta alla giacca, dovete farlo dire agli altri. Come? Concorrendo per premi, collaborando con l'università e il centro di ricerca. Il fatto che l'Università di Padova collabori con Agenda Digitale del Veneto è un riconoscimento del fatto che è un ente credibile, quindi questo è importantissimo. I brevetti, se ci sono investimenti in ricerca e sviluppo, bisogna mostrarli. Il successo di mercato e i risultati parlano più di tutto, per cui il numero di download di una certa app, il numero di utenti, dovete esporli, e poi facciamo parlare le persone che utilizzano i nostri servizi, facciamo parlare le persone che ci dicono come quei servizi hanno impattato su di noi, anche questo è molto importante. Veniamo poi alla selezione, in modo che così andiamo via veloci. Ovviamente le notizie sono tante, non è detto che tutte debbano essere raccontate, perché non tutte possono essere positive. Allora, qui ovviamente vado su un caso di autogol, perché così magari attira un po' di più la vostra attenzione. Un autogol social, peraltro, dovuto a un utilizzo incauto. Qui vi faccio vedere il caso di uno studio legale che nell'autunno del 2021 ha ricevuto da una rivista di settore il premio come migliore società dell'anno nella categoria diritto del lavoro. Le motivazioni dicono questo: stimato per la proattività e la lungimiranza con cui affianca i clienti, come nell'assistenza GKN per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l'esubero di circa 430 dipendenti. Allora, voi forse vi ricordate la questione GKN, multinazionale dell'automotive inglese, chiude dal giorno alla mattina avvisando solo con una mail lo stabilimento di Firenze. Lascia a casa 430 persone e questo provoca una comprensibilissima e giustificata reazione politica dell'opinione pubblica. Peraltro va anche fatto vedere che poi anche il Tribunale del Lavoro, diciamo, si esprime su questa cosa, quindi diciamo così. Allora, intanto bisogna sapere come funzionano questi premi. Questi premi funzionano molto per autocandidature, diciamo, c'è una linea grigia, diciamo, tra il fatto di avere dei meriti e comunque in qualche modo pagare per la visibilità che questi premi danno. Però mettiamoci nei panni di questo studio legale. Vinco un premio, ottenuto come è un altro discorso, perché dal punto di vista professionale quell'attività lì che ha portato comunque all'esubero di 430 persone è stata tecnicamente un'operazione valida. Perfetto, fin qua può anche essere che ci sia un pubblico di altri studi legali che questa cosa qui possa apprezzarla. Cosa non dovevano fare? Perché la conseguenza di questo post social su Facebook è stato uno shitstorm incredibile, decine e decine di articoli di giornali che parlano di questo scivolone comunicativo e il fatto che questo studio legale ha dovuto chiudere i propri social per l'eccesso di attacchi che riceveva. Lo sbaglio è stato utilizzare un mezzo improprio per comunicare una notizia che comunque era negativa per la gran parte per la totalità, direi, dell'opinione pubblica. Ci si può fare pubblicità su 430 licenziamenti, ci si può fare pubblicità su una notizia negativa. Ecco, diciamo, questo caso ci invita quantomeno a prestare molta attenzione. Per cui, attenzione, questa era una notizia, perché è innegabile. Ho ricevuto un premio, poi peraltro per una cosa quasi controintuitiva, ho fatto molto discutere, ma era una notizia negativa, per cui attenzione ovviamente a non farsi prendere la mano da questo punto di vista. E poi l'ultimo step solo di questo metodo, che è il racconto e la diffusione. Quindi nella mia mondo ideale ogni organizzazione potrebbe ragionare come un medium, capitalizzare quello che vi ho mostrato, cioè le notizie, e poi decidere dove distribuire
cosa, dove. Quindi attraverso social media, un magazine online, l'ufficio stampa, quindi verso gli altri media che possono rilanciarlo, attraverso gli eventi, attraverso le newsletter, attraverso media stampati. Tutto questo però tenendolo insieme all'interno di un'unica strategia, con un'unica attenzione principale che vi faccio vedere è nel momento in cui decidete di lanciare una notizia, il punto principale, qui si entra un po' nel tecnico, nel libro parlo di 10 casi tipo, faccio anche il caso degli eventi eccetera, il quando. Il quando è fondamentale per capitalizzare l'attenzione che potete generare, perché voi solitamente potete generare un picco di attenzione che però poi solitamente crolla, il ciclo delle notizie negli ultimi anni si è molto accorciato, una volta duravano più giorni, adesso durano meno di 24 ore, quello che dovete provare a generare attraverso questo metodo è passare da questo andamento, quindi picco, caduta e poi lentissima risalita, a picco, lieve discesa e continua risalita con continui momenti di attenzione, come generando nuove notizie. Ovviamente è un'attività molto laboriosa, ma è un'attività che può generare all'interno di quella piramide che vi ho mostrato continue relazioni, cioè generare in qualche modo lead e successo nei confronti dei propri stakeholder, che siano i cittadini o che siano il pubblico. Concludo solo con un'ultima cosa, così riesco a stare quasi nei tempi. Non potevo non mettere all'interno di tutto ciò le regole per un pitch. Voi sapete che l'elevator pitch nel mondo dell'innovazione è quel format di presentazione che dura 1-3 minuti, in cui idealmente uno startup entra in ascensore con un manager di una grande azienda e ha quei 30 secondi per farsi tutto il viaggio in salita con l'ascensore o in discesa e raccontargli il proprio progetto, catturare la sua attenzione. Allora ho provato a declinare le 5 W del metodo giornalistiche per un pitch e quindi suggerisco, diciamo, in qualche modo sempre di partire, siccome di startup in questi anni occupandomi di innovazione ne ho visto tanti, di partire sempre dal problema, dal why, cioè qual è il problema che io sto affrontando, perché sto facendo una certa cosa. Ecco, quando partite dal problema che state risolvendo nei confronti del pubblico, soprattutto dei cittadini, allora lì ottenete la loro attenzione. Quando spiegate un vostro servizio, partite dal problema, quindi dal vantaggio competitivo in qualche modo che gli state dando, dalla conseguenza pratica per lui. E poi cosa gli proponi per risolverlo, su quale piattaforma, quindi il what, il where, il when, quali sono poi le milestone con le quali affronterò questo progetto, il come, quali sono gli strumenti che utilizzerai anche finanziari e solo alla fine io suggerisco di mettere il team. Questo ogni tanto è un po' difficile perché contrasta un po' con anche il desiderio, anche legittimo di visibilità di chi poi offre soluzioni ai cittadini, ma se devo dire la mia, partire dal problema e dalla soluzione che offro ai cittadini per risolverlo poi li fa essere molto anche più ben disposti a capire chi è che me lo propone. Se parto subito dal team, dal proponente, in realtà ho la sensazione che quello che mi stai comunicando non è una vera offerta di valore, ma più insomma appunto un'attività di comunicazione, quasi un'attività di comunicazione commerciale. Basta, era semplicemente qualche spunto, mi fermo qui e se ci sono domande, spunti eccetera, spero di non essere andato troppo veloce, qualsiasi feedback è ben voluto visto che era la prima prova. Grazie Luca, molto interessante dal caso iniziale bomba che ci hai presentato, ovviamente per gli effetti che abbiamo visto, ma soprattutto anche la parte ovviamente di presentazione del libro. Grazie per i continui riferimenti anche all'agenda digitale che hanno permesso anche a noi di contestualizzare meglio il libro. Vediamo se c'è qualche domanda dei partecipanti, se no magari io ne ho un paio, sono sicuro che anche Ilenia ne ha qualcuna. Lascio anche a tutti la mia Parto da una magari, sì, sicuramente. Ok, sei tu che lasci la me. No, mi ha molto sorpreso giustamente, no, tu parti all'inizio con quello che dici, l'ecosistema, il club, che quanto secondo te è difficile o facile capire
in quale club appartieni e chi sono gli attori del tuo club. Allora, spesso molti dei nostri interlocutori, i nostri colleghi, lavorano su una dimensione territoriale molto piccola. Come si fa a capire qual è il club con cui, all'interno del quale costruire quella notiziabilità delle notizie a cui facevi cenno prima? È un tema relazionale molto importante, cioè il tema non c'è una scienza esatta, il tema è parlare con le persone, fare delle prove e capire la loro percezione. Quello che suggerisco io, perché uno dei temi che ho affrontato questi anni è il fatto che si parte sempre con dei progetti di comunicazione giganteschi. Allora, quello che propongo a tutti di adottare dal metodo delle startup, dal metodo Lean Startup, quindi diciamo fare una startup velocemente con poco costo, secondo me si può fare anche una comunicazione velocemente con poco costo. Cioè esistono tanti piccoli modi di sperimentare comunicazione, quindi la percezione del pubblico, in modo veloce, soprattutto adesso col digitale, e quindi capire anche le potenzialità vere della nostra comunicazione. È ovvio che se andate da un consulente solitamente questa è l'ultima cosa che vi dice, perché a lui conviene vendervi il pacchettone completo, ma in realtà conviene fare piccoli esperimenti e poi da lì scalare apprendendo tutti gli errori che ci sono insiti nella prima prova. Per cui non ho una risposta come si fa a capire, però provate anche semplicemente a parlarne con i colleghi, fate un piccolo gruppo di discussione, provate a capire questa cosa che ti sto raccontando ti suona come nuova o no. Questo è già importante. E poi provo con delle piccole comunicazioni digital. Se le prime comunicazioni digital ricevono attenzione, allora forse sto imbroccando la via giusta. Comunque raccontarle, è come per le startup. Raccontare le proprie idee, raccontare la propria comunicazione è l'unica cosa per far circolare e capire le vere potenzialità. Bene. Ilenia? No, stavo ascoltando Luca adesso che diceva di raccontare un po' quello che stiamo facendo anche noi con la rete dei comunicatori, no? Assolutamente. Quindi speriamo di essere sulla strada giusta. Cioè, anche le visualizzazioni di un video come quello che ci avete fatto vedere all'inizio possono insegnarci tanto, no? Io potrei anche provare a fare una piccola sponsorizzata all'interno del comune primo che, diciamo, in qualche modo lo promuove, e poi provare a capire se funziona bene, posso allargarlo e allora pensare, ad esempio, di allargare quel pubblico lì, vedere se funziona anche su altri target. Ecco, molto, molto spesso poi la comunicazione funziona per, diciamo, silos verticali, no? Portare quello che funziona all'interno di un certo silos su un altro anche funziona. Nella pubblica amministrazione in qualche modo si stanno sperimentando i podcast, non lo so, non ho idea perché, però ad esempio questo è un tema che sta funzionando molto, non su tutto, ma su alcuni verticali funziona moltissimo. Perché allora non provare a portare qualcosa che funziona molto bene e che tutto sommato è a costo molto basso su un settore e portarlo su un altro? Anche questo è un altro metodo per fare lean communication. Sì, c'è un passaggio che forse oggi tu hai anche un po' giustamente sorvolato, no? Ma, quando nel libro parli di un'impresa come un medium che si dota di tanti strumenti, il magazine, anche il magazine cartaceo, no? Ci sono probabilmente, e questo magari, alcuni strumenti forse che hanno, mi è venuto in mente quando tu hai detto podcast, cioè una tradizione più magari business e che potrebbero essere portate anche in un mondo, diciamo, istituzionale. Alcuni strumenti, quanti comuni magari ancora oggi hanno veramente il loro magazine cartaceo o quantomeno distribuiscono dei giornalini o contribuiscono alla distribuzione locale di giornalini. Quindi anche questo fa parte di un passaggio fondamentale, capire il contesto in cui uno opera. Sì, ma allo stesso modo, al contrario, ad esempio, la classica tradizione del giornalino comunale può essere rivitalizzata all'interno di un contesto di un'azienda che magari ha una certa fisicità. Ci sono aziende da qualche migliaio di dipendenti che però sono all'interno di comunità piccole, ne conosco una qui in Alto Adige dalla quale vi parlo, e che sono delle comunità fisiche, e per cui per loro fare un magazine print ha un senso assoluto, secondo me. Ha un valore tangibile che vale molto di più di fare newsletter o di fare post social. Esattamente, perché ti do la fisicità che ti porti a casa, e se impieghi 1000 persone su 5.000 o 6.000 che abitano un paese, tu sei il paese in qualche modo, no? E quindi in qualche modo quel brand diventa comunità, e quindi a quel punto
ha senso in realtà ridare fisicità anche alla comunicazione, lo fai attraverso gli eventi, le feste, ma anche attraverso un medium stampato. Io ho l'ultima domanda, poi mi taccio perché siamo arrivati a mezzogiorno. E tu fai 10 casi all'interno del tuo libro, no? Anche come occasione di riflessione, ma il caso più difficile in cui effettivamente ti sei dovuto affrontare che magari non si capisce nel racconto dei 10 casi, però sicuramente c'è il caso più difficile da più punti di vista. Che tu hai Secondo me ci si avvicina molto sul caso della pubblica amministrazione in generale, e pubblica amministrazione non illuminata. Uno, perché è un po' come il centro di ricerca, ha molti stakeholder diversi ai quali parlare, e quindi ha bisogno praticamente di tutto il sistema mediale insieme. Non ha delle priorità chiarissime, perché da una parte la soddisfazione del pubblico, ma anche magari il successo, la visibilità dell'amministratore pro tempore, come è solitamente il sindaco o un assessore, e quindi quello diventa un po' difficile perché bisogna contemperare moltissime esigenze senza avere anche delle metriche chiare, no? Per cui, cioè, un'azienda tutto sommato, se l'imprenditore o se c'è una certa cultura aziendale, hai come obiettivo la crescita. Il mio obiettivo solitamente è fare una comunicazione che ti porti delle occasioni di mercato. Sul pubblico è molto più intangibile perché hai tanti padroni, ecco, non hai solo uno, che non è solo il successo dell'azienda, è anche il consenso, anche la generazione di consenso. È una sfida affascinante, secondo me, più complessa e anche un po' più difficile da valutare. Quindi siete nell'ambito più difficile da maneggiare. Auguri. Luca, non avevamo tanti dubbi, vero? Lo so. No. Avevamo qualche sospetto, sì, in un ambito faticoso. Un po'. Bene, mezzogiorno. Abbiamo fatto venire mezzogiorno. Sì, io direi che... Comunque, se qualcuno ha qualche feedback, domande, eccetera, ho lasciato la mail, contattatemi. Se sono andato troppo veloce, ditemelo. Lo so che sono andato troppo veloce, ma perché devo stare in grosso modo in 20 minuti. E così apprendo anche da questa prima Uno dei tuoi insegnamenti nel libro è che la comunicazione sia anche circoscritta nel tempo. Se la facevamo di 6 ore forse avremmo perso. È stata una lean presentation e quindi mandatemi dei commenti così posso migliorarla. Intanto è stata una presentazione veramente molto interessante, oltre che lean, e questo veramente ti ringraziamo. È stata molto preziosa. Il libro è ricchissimo di spunti e, come ti raccontavamo prima, è scritto con un linguaggio molto fresco, veloce, in qualche modo veramente non annoia il lettore. Il racconto dei 10 casi è sicuramente uno dei pezzi fondamentali del libro, ma non solo. Mi verrebbe da dire un libro a cavallo tra un saggio italiano e qualche libro americano sul tema, che di solito è molto didascalico, quello americano dice fai così, fai colà. Quindi ottimo. Complimenti Luca. Grazie mille, grazie dell'opportunità, è stato un piacere farlo con voi. Grazie mille, in bocca al lupo per il libro, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo presto. Perfetto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.